Amici bellini, approfittiamo del fatto che non ci sia calcio giocato e possiamo fare questo video, che non è un video di calciomercato, ma un video comunque di approfondimento su delle caratteristiche di un calciatore che è più che interessante e mi ha incuriosito moltissimo il parere generale. Lo vogliamo analizzare? Cominciamo. Anche solo il fatto che venga dal Manchester United ovviamente a noi tifosi del Napoli interessa moltissimo, e io che ci posso fare, quindi ne parliamo. Non ci sono nuovi iscritti, quindi, perché è naturale, non ci sono cose così, quindi questo è un vecchio iscritto, quindi ne approfitto per ringraziare tutti quelli che da vecchia guardia si sono guardati anche dei video, non dico insulsi, ma insomma con poco contenuto, gli ultimi due. Questo qua invece ha contenuto, perché possiamo ritornare a vedere le caratteristiche. Non posso farvi vedere video, ma ne ho guardati un paio belli lunghi, dove non si vedono solamente le cose positive di un giocatore che mi sentirei di definire il classico box to box alla inglese, molto giovane, e si vedono anche delle cose insomma dove lui non completa l'azione così, quindi anche qualche situazione in cui ovviamente il giovane può crescere e può migliorare. Teniamo anche presente che tutto quello che vedremo oggi dipende molto anche dal contesto in cui giochi. Se pensiamo a McTominay, che veniva utilizzato un pochino più da mediano, poi dopo nei finali di partita veniva messo un po' più avanti, Conte intuisce le potenzialità e lo utilizza al meglio. Lo stesso si potrebbe fare con Mainoo. E voglio fare anche delle comparazioni. Poi oggi ho sentito che sono uscite delle dichiarazioni di Spalletti, altre cose vedremo alla fine del video, ma nel frattempo dedichiamoci a quello che succede sul campo, partendo da le statistiche. Queste sono le statistiche prese negli ultimi 365 giorni, non la stagione scorsa, non la stagione attuale. Fanno un totale degli ultimi 365 giorni, dove Mainoo gioca e non gioca, tant'è vero che escono notizie in cui lui si dice insoddisfatto, dice se continua a giocare così poco con Amorim penserebbe a un eventuale cambio di ambiente. E già, se vediamo le standard stats, non c'è male, perché vediamo tanto verde, quindi un giocatore che comparato con i suoi mediani, insomma con i suoi pari ruolo, ha degli ottimi percentili, tranne per quanto riguarda i passaggi progressivi, immaginate De Bruyne non ha quel tipo di specialità. Se andiamo più nello specifico, vediamo i numeri per quanto riguarda il tiro. Qualche gol lo fa, prova a tirare quando è nelle condizioni di farlo, e quindi vedete che risultano alti anche gli expected goal, che per un mediano non è poco. Passaggi, ecco qua sui passaggi già vediamo qualcosa di più specifico, perché molto bene in quelli che sono i passaggi brevi, meno bene per quanto riguarda i passaggi medi e i passaggi lunghi. Insomma, se vogliamo fare una comparazione, quello che ha Gilmour nella gittata lunga o lo stesso De Bruyne non ha Mainoo, ma nel breve si comporta bene. Ovviamente ci interessa anche la fase difensiva, dove vediamo parecchi taco, anche in fase offensiva. Vedete i tackles, diciamo dalla tre quarti avversaria in avanti, quindi è uno che non disdegna la riaggressione quando la squadra è in avanti, e va in avanti anche lui a pressare e andare in contrasto. Ricordiamo che è 1,80 fisicamente, è uno tosto, e ho notato dagli highlights che non disdegna qualche scivolata. Si dice sempre la frase, dice difensore scivoloso, difensore pericoloso. Questo è un centrocampista, qualche scivolata ci può stare, nel senso che ha la personalità, dice mi butto, prendo il pallone. Questo potrebbe essere una delle cose che dovrà limare, cioè il passaggio dalla Premier all'Italia. Qualche intervento del genere che vedo negli highlights, che gli arbitri inglesi dice vai, ha preso il pallone, comunque è uno scontro di gioco, probabilmente in Italia te li chiamano. Però non gli ho visto fare quel fatto, no vai, cioè capito? Poi vedremo se vengono in Italia e cambiano atteggiamento. Però se l'avversario se ne sta andando, lui interviene, in scivola la palla vagante, non la aspetta. Se ci spostiamo un attimo, 20 anni, questo ne fa 21 ad aprile prossimo. Insomma, andrebbe secondo me, se si potesse fare, perché comunque già vale più di 50 milioni. Io credo che sia un prospetto che
ho letto un pochino Real Madrid, ho letto altre squadre di Premier, dovresti veramente affondare il prima possibile. Ecco, se si potesse fare a gennaio sarebbe una situazione ideale, perché tu lo metti dentro e poi lui ha il tempo anche di entrare nelle gerarchie di Conte, capire quello che Conte chiede ai centrocampisti e magari, ecco, eviterei, ne parlavamo col gruppo Telegram, eviterei storie da prestito secco, giocherebbe pochissimo e non avrebbe neanche senso valorizzarlo per poi ridarglielo. Invece se tu fai una situazione con diritto di riscatto o con anche con obbligo di riscatto, che questo secondo me è un talento che è destinato a esplodere, a esplorare, ecco, te lo prendi a gennaio, ti occupa, comunque c'è un buchetto a centrocampo che noi possiamo andare a colmare, e per l'anno prossimo te ne ritrovi uno che magari già è dentro alle cose di Conte e potrebbe avere più minuti. Dobbiamo cominciare, lo so che è difficile da pensare, ma dobbiamo cominciare a considerare che Anguissa comincia ad avere la sua età, Lobotka comincia ad avere la sua età, hai rimesso dentro Elmas e va benissimo, ma lo stesso De Bruyne lo prendiamo a 34 anni, quindi dobbiamo cominciare, non dico a svecchiare, ma ad avere altre possibilità che guadagnino più minuti sui titolarissimi. Non parliamo di titolarissimi, non parliamo di Patrizia. Non parliamo poi di Patrizia. Non parliamo di Patrizia. Non parliamo di Non Patrizia. parliamo di Patrizia. Ma che voi? Dico, non parliamo di Patrizia. Vabbè, ne stiamo parlando. Vedete, la fase difensiva non è proprio il suo forte, però l'ho guardato bene e comunque non disdegna di farla. Non mi trovo, vedi, non mi trovo quando dice punti di forza, palle lunghe. Non l'ho visto, non lo abbiamo visto nelle altre caratteristiche, nessuna debolezza in particolare, lo porta centrocampista mediano, insomma centrocampista difensivo. Per me è uno di quelli che non disdegna di andare in avanti, potrebbe essere ideale in una mediana a 2 perché fa un po' entrambe le cose. In un centrocampo a 3 io lo potrei vedere anche regista, ma secondo me potrebbe andare meglio anche come mezzala, perché poi ha lo scatto in avanti, ha lo strappo, ha lo spunto, e quello che mi è sembrato il suo punto di forza ad oggi è che è creativo, è veloce nel capire, anche cambiare la giocata che aveva in testa a seconda di dove va il pallone e di come si sono messi gli avversari, quindi la capacità di essere anche imprevedibile quando va in avanti. Ho preso in considerazione la stagione scorsa per farvi vedere la elite map di un giocatore che è un tuttocampista, alla fine va a toccare il pallone dappertutto. Teniamo sempre presente che quello che gli chiede Amorim è una cosa e quello che gli chiederebbe Conte ne è un'altra. Se andiamo a fare un paragone, possiamo prendere Anguissa, magari l'Anguissa dell'anno scorso, ecco, vedete Anguissa molto di più a destra e ovviamente molti più minuti, 1200 minuti in più, quindi difficile fare una comparazione su questo, un titolarissimo contro uno che ha giocato di meno. Ovviamente Anguissa è difficile da comparare perché aveva aggiunto anche 6 gol l'anno scorso, però vedete grandi occasioni create, Mainu ne fa 4 con molti meno minuti. Mainu si fa preferire sui contrasti, vedi? Questa non è una cosa da sottolineare, no, da sottovalutare, è da sottolineare, non da sottovalutare. Più dribbling riusciti a partita, quasi 1 a partita riuscito, ma in percentuale meglio Anguissa. Più duelli a terra riusciti, 3.6, quindi non male. Volendolo comparare ad un Gilmour, perché hanno più, questo però è il Gilmour della Premier, portiamolo in Serie A l'anno scorso, ecco, la hitmap diventa un po' più simile e Gilmour ha meno minuti giocati ed in questo caso aumentano anche gli intercetti da parte di Mainu rispetto a Gilmour. Forse sono un po' entrambi, se li vogliamo far giocare entrambi in un futuro, in una futura squadra a 2, secondo me ecco, magari Gilmour, Mainu, McTominay potrebbe essere, perché ci aggiunge McTominay tutte quelle caratteristiche fisiche. Ragazzo, pensaci, perché a Napoli quelli che vengono dallo United fanno lo exploit, secondo me ti conviene un po' a tutti. Insomma, sì, potete lasciare il like se vi va. Non è un medianaccio, non è un giocatore che viene per fare legna, anche se può farla. È uno che ha tecnica, che ha spunto, che ha anche dribbling, che si porta la palla avanti e non la perde. È un giocatore abbastanza unico nel suo genere per la giovane età che ha, e forse ci dobbiamo anche convincere, anche rispetto a quelli che sono delle intuizioni, delle idee. Forse il Napoli non cerca il giocatore solo distruttivo a centrocampo, perché alla fine si è deciso e si punterà ad avere un po' più noi la palla, quindi giocatori che sanno trattare il pallone, sanno come guardare
guardare in avanti, e se nel caso si dovesse perdere il pallone in quei pochi momenti della gara dove bisogna poi metterci una pezza, si mette, perché si mette, però di base tu sai che per il 60% del tempo avrai tu il pallone e lo devi muovere bene. Luciano ha fatto la sua 11 preferita dei giocatori allenati da lui, e abbiamo il Cesne, poi lui ha citato, ha detto io avevo Alisson e Cesne, era un problema perché erano tutti e due fortissimi, mette Di Lorenzo, Koulibaly, cita anche Kim, ero sorpreso di non vedere la presenza di Kim nel suo 11 fondamentale, poi ci aggiunge Kivu, un Kivu per il mal di testa, addirittura Jankulowski a sinistra, a centrocampo Pizarro e De Rossi, non ci pensa due volte, e in attacco Sala, Totti, Kvaratskhelia e Dzeko. E qua ovviamente fa abbastanza notizia il mettere Dzeko al posto di uno Osimhen, che è stato straordinario, devastante con Spalletti, però uno ci pensi, forse Dzeko lo aveva nel suo momento migliore, però vedi, ci mette il Kvara. Sono più che altro contento che non si sia tirato indietro. Ho letto qualche altra punzecchiatina De Laurentiis, no, quello non mi interessa, ma mi è piaciuto che non si sia tirato indietro a chiamare di nuovo in causa Acerbi. Sembra quasi che sai, poco. Allora, dicendo no è bugiardo, ha detto una cosa falsa un'altra volta, perché ogni tanto gli richiedono questa cosa di lui che è stato richiamato, che ha rinunciato, eccetera eccetera. Mi è piaciuto che abbia risposto onestamente, perché poi non è che uno non ha il contraddittorio e dice quello che vuole, è bene che si spieghino le cose, ogni volta che qualcuno viene chiamato in causa si ribadisce. Poi intervisteranno di nuovo Acerbi, dirà un'altra cosa falsa, e io tra i due tendo a credere a Spalletti. È una questione mia, scelta mia. Poi in chiusura, per quanto riguarda le cose nostre, Ciro Troise ci fa sapere che Politano e Buongiorno disponibili per Torino, e per Rachmani l'obiettivo è Napoli-Inter. Rachmani ha brutta ricaduta avuto, dobbiamo dirlo, mentre Politano uno si aspettava il logo, si è stirato, si è distratto un attimo, ti distrai un attimo, giocano, invece no, probabilmente recupererà Politano e quindi per Neres non ci sarà modo, e di sicuro dobbiamo rinunciare a Lobotka, quindi nei giorni che verranno faremo le nostre ipotesi, ci sono molte possibilità insomma di sostituirlo, quella più semplice con Gilmour, poi ci sono altre situazioni che mi piacerà approfondire con la lavagnetta e con il campo. Voi datemi sempre i vostri spunti e vediamo insomma di non perderci di vista nonostante questa sosta per le nazionali insopportabile, ma l'importante lo ribadiamo ancora una volta, che non si fanno male, perché lo vediamo e diventa difficile. Da New York, Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio e vi bacio. Vi piace Mainu? A me piace moltissimo, credo sia difficile da fare, ma con questo Napoli, con queste prospettive, nulla è impossibile, lo dobbiamo dire, e quindi godiamoci anche la possibilità di sognare un pochino. Giocatore che questo sarebbe anche di prospettiva.